Buonasera a tutti gli ospiti e a tutti i telespettatori di Network TV, alle persone che ci seguono come tutte le sere alle 18 sulle nostre pagine Facebook di Pantheon e Verona Network. Questa sera parliamo di un tema importante, il tema dello sport, in particolare del calcio. Come sapete tutti, ormai ieri è arrivato lo stop definitivo ai campionati dilettantistici dalla terza categoria alla Serie D compresa e domani ci sarà una riunione molto molto importante e tra poco capiremo perché. Intanto do il benvenuto ai nostri ospiti, a Giuseppe Ruzza, presidente del comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Benvenuto presidente. Buonasera a voi. Mario Gennaro, presidente dell'associazione Arbitri Verona. Benvenuto presidente. Buonasera a tutti. E poi abbiamo Lucio Alfuso, presidente del Pescantina Settimo. Benvenuto presidente. Buonasera, grazie. E Filippo Berti, presidente del Calcio Caldiero Terme, assieme a Lorenzo Zerbatto, appunto, che è atleta di punta della squadra termale. Ci dovrebbe raggiungere anche Tommaso Chiecchi, allenatore dell'Ambrosiana, che al momento è impegnato per attività ovviamente professionali, ma ci raggiungerà a breve. Presidente, allora facciamo vedere innanzitutto il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Ieri, 20 maggio, da Roma, Consiglio federale, stop definitivo ai campionati. Stagione 2019-2020 finita per i dilettanti fino alla Serie D compresa. Era una decisione ovviamente che era nell'aria, una decisione che auspicavate anche voi come Comitato Veneto. Sì, era nell'aria, noi l'avevamo chiesta da tempo, l'avevamo anche gridata. Voi sapete che il nostro presidente era all'inizio un po' restio, diceva sempre nel rispetto della salute di tutti, ma finché c'è uno spiraglio speriamo di riprendere perché i campionati si decidano. Noi abbiamo detto che almeno al nord per noi era impossibile riprendere. E devo dire che quindi era aspettata e quindi non c'è sorpresa. Era necessario darla, forse anche un attimino in modo più urgente, perché le società hanno diritto e hanno chiaramente la necessità di sedersi, di pianificare e di programmare la prossima stagione, che non si sa quando inizierà, non si sa come inizierà, perché i tempi non li dettiamo più noi, li detta, è una banalità, è una frase abusata, ma li detta questo virus, ma li detta anche l'attività professionistica che, come sapete, la stagione dei professionisti si conclude il 20 agosto. Sembra paradossale dirlo, e lo ripeto, che dire che la terza categoria è legata alla Serie A, ma è così perché è una filiera completa, quindi con le retrocessioni siamo tutti coinvolti, con le retrocessioni e le promozioni di pescaggi siamo coinvolti. Noi domani avremo, allora il Consiglio federale ha decretato lo stop. Devo dire anche un'altra cosa, abbiamo fatto bene secondo me ad aspettare un pochino, perché per due motivi. Primo, perché abbiamo ottenuto dei risultati, uno fra tutti, che eventuali ricorsi e contenziosi dovranno essere presentati direttamente alla Camera di Conciliazione dello Sport del CONI, e quindi saltando i 2 gradi di giudizio della federazione, che questo ci permette magari di risolvere dei ricorsi o quant'altro in tempi debiti, in modo di ripartire. Secondo, perché abbiamo ottenuto anche altro, insomma abbiamo ottenuto l'attenzione di tanti. Mai come in questo periodo si è parlato così tanto non solo dello sport di base dilettantistico e giovanili, ma proprio del calcio dilettantistico e giovanile. Se qualcuno ha avuto l'occasione di vedere il dibattito al Senato col ministro Spadafora, veramente insomma là abbiamo ottenuto dei risultati che dovrebbero produrre, non tanto perché hanno parlato, uno dice ma cosa me ne frega a me che hanno parlato del calcio, dovrebbero produrre dei risultati in termini anche, come dire, di risorse economiche. Sono state promesse, qualcuno dirà ancora ma le promesse dei politici, alle promesse dei politici non bisogna fare affidamento. Noi insisteremo su questo, ci dovrà essere anche l'intervento della FIGC. Noi siamo molto attenti, viaggiamo sempre col bilancio in mano. È chiaro che non avendo concluso la stagione sportiva ci sono stati a livello regionale perlomeno, ma anche a livello nazionale, dei grossi risparmi.
Pensiamo solo che dovevamo fare il TDR, il torneo delle regioni di calcio a 5, dovevamo organizzare noi Veneto a Verona, proprio a Peschiera, e anche questo è saltato. Dovevamo fare il torneo delle regioni di calcio a 11 a Bolzano e ovviamente è saltato. Come Comitato regionale Veneto avevamo le nostre manifestazioni classiche, il torneo Nicoli che doveva ritornare a Caorle, tutta la manifestazione primaverile e pre-estive del calcio femminile, Rosa di Maggio, che dovevamo, e quindi sono tutti, non rimborsiamo più i viaggi degli addetti, quindi dei risparmi non sono secondo noi ancora sufficienti per fare quell'intervento che vogliamo, deciso, massiccio, a favore delle società, ma ci stiamo lavorando. Ecco Presidente, la domanda da $1 milione, anzi da €1 milione, che tutto il pubblico che sta seguendo il calcio dilettantistico su questa piattaforma, ma anche del Pescantina, immagino. Soprattutto il Presidente del Pescantina, ovviamente lo ha già ripetuto, l'abbiamo fatto vedere anche in sovraimpressione, insomma domani ci sarà il Consiglio di Lega al quale lei parteciperà evidentemente, che deciderà eventuali promozioni, retrocessioni, ovviamente a bocce ferme perché non si giocherà più, questo è assodato. Ci sono delle anticipazioni che possiamo fare, c'è massimo riservo, ci sono delle indicazioni, cosa si aspetta di sentire domani in Consiglio? No, beh, più che sentire vorrei anche proporre, insomma, abbiamo già proposto. Cioè, voglio dire, il Veneto è il secondo comitato d'Italia, quindi abbiamo titolo per proporre qualcosa, anzi oggi abbiamo fatto una riunione dell'area nord perché vogliamo presentarci coesi. L'area nord è l'area più importante per due aspetti: numerico, perché abbiamo il più alto numero di società e di tesserati, e anche ovviamente di conseguenza economico. Abbiamo titolo, diritto ad essere ascoltati e ci ascoltano, devo dire, insomma. Quindi abbiamo fatto questa riunione dove abbiamo limato le varie, come posso dire, le varie ipotesi che sono quelle che sappiamo. E l'area nord si presenterà con un'ipotesi che adesso per correttezza non vorrei anticipare, o meglio, non vorrei anticipare in toto, vorrei dire essere sul generico per rispetto, perché dopo non vorrei fare la fine che ha fatto la Lega Pro, insomma, che ha sospeso tutto e ieri l'hanno detto no, voi giocate, insomma non è che abbia fatto una bella figura. Magari adesso Beppe Piruzza dice abbiamo deciso come area nord di fare così, centro e sud si sono ugualizzati. No, voglio dire, intanto dico una cosa importante: il presidente Alfuso deve stare tranquillo, perché noi ecco, e dico già tanto, insomma, nel senso che valuteremo sicuramente il merito sportivo al momento della sospensione come area nord. Io credo che questo non possa essere confutato, insomma, perché è anche una direttiva UEFA e quindi un organismo sovraordinato che ci dice e ci consola da questo lato, insomma, nessuna. Fermiamoci qui Presidente, perché non vorrei appunto poi esporla troppo. Intanto ci fermiamo qui. Ti ringrazio molto. Lucio Alfuso, allora insomma il Presidente non ha detto nulla di ufficiale, però giustamente ha detto, ed è importante, si terrà conto della prestazione sul campo, delle posizioni acquisite. Voi, ricordo, nel frattempo ci ha raggiunto Tommaso Chicchi, vediamo se riusciamo a collegarci. Nel frattempo farei vedere brevemente anche la situazione, diciamo, della promozione Girone A. Al momento della sospensione faccio vedere anche il sito di pianeta-calcio.it, al quale sono molto legato perché la carriera giornalistica del sottoscritto è partita nel lontano 2005 con pianetacalcio.it, e saluto ovviamente Giuliano Paolini e anche il direttore Andrea Nocini. Pescantina settimo, che era primo a 2 punti dal Montorio, quindi si trovava proprio al vertice della classifica, e questa posizione potrebbe regalare grandi soddisfazioni, perché ricordiamo che il Pescantina settimo ha fatto 3 promozioni in 3 anni, salto triplo. Alfuso, cosa sta pensando in questo momento? Allora, è indubbio, sarebbe ipocrita se dicessi no, non sto pensando se saremo promossi in eccellenza. Assolutamente, è ovviamente uno dei tanti obiettivi che man mano che si è percorsa la stagione eravamo posti. Sicuramente non era quello dell'inizio,
eravamo partiti con la consapevolezza di far bene, eravamo partiti con la consapevolezza che è un campionato a cui il Pescantina mancava da tanti anni e andava affrontato con il vestito più bello che potevamo permetterci. Una serie di situazioni ci ha portato a far sì che gli investimenti avessero dato i risultati giusti e conseguentemente in cuor mio sono molto soddisfatto. La maggior soddisfazione me l'ha data anche il fatto che comunque la società è cresciuta contestualmente anche col settore giovanile, conseguentemente è un trend che continua. La prima squadra è il fiore all'occhiello o perlomeno è la realtà che più si evince. Sono 40 mesi che siamo primi in classifica, però adesso il bello arriva domani. Perché il bello arriva domani? Perché siamo ansiosi di sapere prima il risultato sportivo, se ci viene confermato, ma soprattutto siamo ansiosi di sapere come andremo a ripartire e cosa sarà il calcio di domani. Che il calcio di domani non è solo la prima squadra, è una società come la mia, qui ci sono rappresentanti di società addirittura più importanti e più grosse della mia, che ci sono bambini, atleti, giovani, ed è tutto un movimento che è in attesa di sapere cosa sarà domani. Grazie Alfuso, torneremo da lei dopo. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Tommaso Chiecchi, ringraziamo di essere qui con noi. E prima di dare la parola a Tommaso però vorrei sentire Filippo Berti, perché è in collegamento appunto dal suo ufficio, e con lui c'è anche Lorenzo Zerbato, appunto giocatore di punta della squadra. Il Caldiero, sempre da classifica di Pianeta Calcio, si trovava al momento della sospensione, vedete, a metà classifica, quindi qualsiasi decisione verrà presa sarà, presumo, ininfluente per quanto riguarda appunto il Caldiero, perché probabilmente ripartirà con la prossima stagione esattamente dove ha lasciato. Berti, una situazione strana, particolare, inedita, imprevedibile, insomma, una stagione che si conclude in questo modo. Qual è il suo pensiero in questo momento? Poi magari facciamo anche fare una battuta a Lorenzo, che ha dovuto interrompere la stagione agonistica in un momento felice anche dal punto di vista personale. Diciamo che ci ha colto tutti impreparati questa situazione. Forse quando abbiamo visto la situazione di Juan nel mese di gennaio non ci potevamo credere che arrivasse anche in Italia. Diciamo che a livello sportivo siamo contenti di quello che abbiamo fatto. È un campionato difficile, che ci siamo anche difesi bene. Forse dobbiamo rimpiangere qualcosa nel periodo novembre-dicembre, che ci è mancato qualcosa negli inserimenti di dicembre e gennaio. Qualche giocatore ci ha portato valore aggiunto, eravamo in un trend positivo. Dispiace il termine del campionato al 16 di febbraio, perché comunque potevamo toglierci delle soddisfazioni, però è anche vero che è giusto mettere davanti la salute, e trovo concorde il fatto di avere bloccato il campionato, perché giustamente la parte salute e persone conta di più dello sport. Dirò anche con soddisfazione che sono stato un po' come società, ho cercato in tutti i modi, e Rugia ne è consapevole, di poter bloccare il campionato e la trasferta di Tamai, perché non trovavo corretto dover giocare in una giornata dove c'era molta incertezza, ed era legato soprattutto a portare questo problema che era venuto il 20 di febbraio a Voluganeo, con un giocatore che è Coleman Castro, che oltretutto aveva vissuto tutta una vicenda nell'ospedale di Schiavonia, e non trovavamo corretto giocare per una questione psicologica e di salute nella trasferta praticamente di Tamai della domenica del 22. Dopo si conclude il campionato così, un po' di rammarico. Speriamo di riprendere, perché non sono così convinto che a settembre riprendiamo mi auguro, ma non sono convinto, ripeto, di partire all'acqua di rose come tutto fosse dimenticato. Io sia a livello personale che a livello sportivo, con tutti i scongiuri del caso, diciamo che speriamo vivamente che a novembre e dicembre non ci troviamo nella stessa situazione, per un fatto non solo sportivo ma anche economico.
E poi lo vedremo. Chiedo a Lorenzo Zerbato, dal punto di vista del giocatore, non è mai capitato di interrompere così una stagione, no? Nel bel mezzo anche dell'agonismo, perché a febbraio, insomma, dopo la sosta natalizia si ripartiva, la volata finale del campionato, insomma, cosa avete pensato voi giocatori nel momento in cui avete dovuto abbandonare e soprattutto come vi state allenando a questo punto in maniera individuale? Riuscite a mantenere in qualche modo il tono fisico, il tono muscolare? Vi siete sempre impegnati? Sì, diciamo che la stagione si è interrotta un po' nel momento un po' più, diciamo così, quando i campi cominciano a tornare belli verdi e comunque i punti che sono di più il gol decisivo alla vita, come si può dire, vale triplo. Prova ad avvicinarti un po', Lorenzo, avvicinati un po' per l'audio, avvicinati un po'. E quindi insomma è un peccato, però insomma come diceva anche Filippo, insomma abbiamo interrotto appena in tempo, diciamo, perché comunque insomma la situazione la settimana dopo della trasferta che dovevamo fare a Tamai è appunto cominciata a precipitare e poi niente, insomma a livello personale noi giocatori abbiamo affrontato sicuramente il primo mese e mezzo, 2 con la speranza e la voglia di ricominciare, poi dopo insomma dopo un po' anche noi abbiamo capito che c'era poco da fare, insomma adesso stiamo cercando tutti insieme di tenerci in forma il più possibile e speriamo di cominciare a luglio, però anch'io sono un po' di più. E poi lo sentiremo. Grazie anche a te, Lorenzo. Mario Gennaro, passo la parola un attimo a Tommaso perché giustamente ha un'attività e per il momento non ci sono clienti, quindi è libero. Tommaso, facciamo vedere anche la situazione dell'Ambrosiana che era terza a 1 punto dal Legnago e a 6 punti dal Campodarsego. Quanto brucia interrompere una stagione di Serie D, terzi in classifica? Che pensieri dal punto di vista dell'allenatore sorgono in testa, no? Rimane un po' il rammarico, anche alla luce di quelle che saranno probabilmente le decisioni. Sì, intanto un saluto a tutti, mi scuso anche un po' per il ritardo. Niente, sì, abbiamo fatto secondo me un campionato fino a quel momento straordinario. Eravamo anche in salute perché stavamo ingranellando dei risultati positivi, la squadra stava bene. È un peccato perché dopo l'anno scorso che abbiamo sofferto tantissimo e siamo riusciti a salvare la categoria all'ultimo secondo, quest'anno sembrava insomma che stavamo raggiungendo un obiettivo straordinario, che per noi anche arrivare nei primi 5 sarebbe stata comunque un coronamento di 3 anni di Serie D, che questo era il terzo, importante. Però insomma credo che comunque, anche se il campionato sia annullato, non sia da cancellare, non sia da dimenticare quello che l'Ambrosiana ha fatto e che stava facendo. Quindi insomma l'orgoglio c'è lo stesso, era giusto fermarsi, però insomma il calcio è bello perché spero che si possa ripartire il prima possibile, la voglia è tanta, speriamo. Come si fa, Tommaso, a tenere unito il gruppo in questa epoca virtuale dove abbiamo visto anche gli atleti professionisti con tutor che allenano in videoconferenza gli atleti che si allenano a casa in modo individuale, ma al di là anche dell'aspetto fisico, l'aspetto mentale, come si fa a tenere unita una squadra quando sappiamo tutti abbiamo vissuto lo spogliatoio, tutti abbiamo vissuto il campo, insomma non è facile. No, nel senso, se parliamo di professionisti forse è un po' più semplice. Per quanto riguarda noi è veramente complicato, noi dilettanti, anche se comunque i ragazzi li sentivo e avevano voglia di fare, di mettersi a disposizione, ma era talmente grande la preoccupazione per quello che stava succedendo che sinceramente non ci siamo neanche preoccupati tantissimo di metterci in forma. I ragazzi avevano un programma che facevano a casa, però insomma l'idea fin da subito era comunque quella che si sarebbe arrivati a un annullamento, sembrava difficile poter riprendere, quindi insomma
È stato complicato, ma nello stesso tempo eravamo consapevoli che era molto difficile riprendere da dove avevamo interrotto, e quindi insomma c'era un allenamento singolo ma niente più. Grazie Tommaso, ovviamente rimani per quanto potrai, perché dopo, se ovviamente arrivano persone all'interno del tuo negozio, ti dovrai assentare, ma noi siamo qua, quindi non ti preoccupare, vai e vieni come preferisci. Presidente Ruzza, giustamente si diceva, attenzione, siamo dilettanti, non professionisti, anche per rispetto nei confronti delle migliaia di morti che ci sono state in Italia. Era giusto arrivare a questa sospensione. Adesso noi siamo in Veneto, immaginiamoci per esempio far riprendere i campionati nella Bergamasca, dove il virus ha colpito in maniera molto più decisa rispetto ad altre zone d'Italia. Quindi di fronte, non dimentichiamoci che un mese fa c'erano numeri altissimi, soltanto un mese fa, per cui prima riflessione su questo, e poi ci stanno chiedendo tutti, il campionato riprenderà, quando riprenderà la nuova stagione? Ci sono delle linee guida, ci sono dei protocolli, c'è qualcosa che possiamo dire? Ah, scusate, ho dimenticato Mario Gennaro. Tenga ho fatto il giro al contrario. Presidente, tenga la domanda buona. Sì. Faccio parlare Mario Gennaro. Scusi, Presidente Gennaro, è entrato Tommaso prima, quindi ha scombinato un po' le carte in tavola, eccetera. In questa partita evidentemente ci sono anche gli arbitri. Anche gli arbitri hanno dovuto interrompere l'attività agonistica, la preparazione atletica, e comunque in qualche modo avete tenuto salde le fila. Era giusto anche per voi terminare questa stagione? Senz'altro era giusto, perché come hanno detto anche altri ospiti che hai, giustamente tutti quei morti che ci sono stati, assolutamente andavano sospesi i campionati in corso che c'erano. Adesso quando si riprenderà, questo lo dirà la FIGC tramite il nostro presidente Ruzza, che ci dirà quando è che si possono ricominciare questi campionati. Ma fino a che, innanzitutto, prima la salute e poi che ben vengano i divertimenti, e con il calcio che è uno sport essenziale, specialmente per la nostra nazione, sia a livello dilettantistico che a livello di Serie A e Serie B, insomma. Solitamente quando parte la stagione per gli arbitri? Noi facciamo il raduno alla prima settimana di settembre, però come allenamenti e tutto che li va dietro, vanno sempre ad allenarsi 3 volte alla settimana. Siete in attesa anche voi, quindi? Siete in attesa anche voi quindi di ricevere indicazioni da parte della Lega, insomma da parte delle istituzioni, per capire quando potrete cominciare? Sì, quello senz'altro. Allenamenti vanno 3 volte alla settimana nei poli, dunque non ci sono problematiche per via di essere allenati, o anche ripassare il regolamento, che è una cosa essenziale per tenerli. Telefono più spesso e volentieri a tutti gli associati, per tenerci uniti, oltre che con qualche videoconferenza. Che tra l'altro nel vostro caso l'allenamento individuale è fattibilissimo, perché non c'è il gioco con la palla o il contatto fisico, per cui si potrebbe fare tranquillamente, no? Sì, ma difatti si sono sempre allenati, chi 2 volte, chi 3 volte alla settimana. Assolutamente andavano a allenarsi. Adesso hanno aperto questi poli, che ne abbiamo 3 qua a Verona, e vanno a allenarsi con le dovute precauzioni nei poli, insomma. Chiaro, grazie Gennaro. Torneremo da lei più tardi. Ruzza, dicevamo appunto, ricordiamoci che un mese fa eravamo nella piena emergenza, quindi ci vuole cautela. Sì, ma pensiamo che anche ieri ci sono stati 162 morti, e non sono tutti delle case di cura, insomma, quindi ci sono anche di età, voglio dire, un po' più giovane, e quindi la ripartenza, lo diceva bene il presidente Berti prima, non è che
che possiamo, non abbiamo la sfera di cristallo, insomma c'è questo maledetto virus che, come ho detto prima, un attimo prima, detterà i tempi, insomma. Quindi io credo che sia stato, l'ha detto Mario e concordo pienamente, doverosa la sospensione sin da subito, perché mi sembra Prandelli l'abbia detto che è bergamasco, no? E ha detto: ma come possiamo noi andare e gioire per un gol sapendo che là ci sono stati tanti decessi, e in quel modo, cioè decessi di persone che non sono nemmeno state salutate dai loro cari, insomma una cosa veramente che ha fatto male e continua a far male, e sono stati più di 33.000 morti, non stiamo parlando di qualcuno, 33.000 morti. Ma poi c'è un altro fatto, che è doverosa la sospensione, è stata doverosa la sospensione, perché noi siamo dilettanti perché giochiamo per diletto, non per quello che facciamo. Da noi non esiste il pressapochismo. I presidenti presenti, ma anche Mario lo può testimoniare, insomma la nostra vicinanza, la nostra, come posso dire, tentativo di informare e formare è sempre continuo, 24 su 24. Ma c'è un problema, voglio dire, di responsabilità. Tu chiedevi, ci sono delle linee guida? Certo, l'ultima linea guida, cioè quella del Dipartimento dello Sport del Ministero del Primo Ministro, del 18 maggio, che sono generali. Adesso ogni federazione le deve fare proprie, e quindi deve incanalarle secondo le proprie esigenze. Allora, tanti in questo momento, ecco, io, se mi è permesso di levarmi un sassolino senza alcuna polemica, noi siamo stati, grazie, noi siamo stati tartassati, massacrati dal fatto che non decidavamo, questa frase fatta che si diceva in quel periodo, non la sopporto più, il silenzio assordante. Prima cosa, l'abbiamo detto, non possiamo noi decidere la sospensione di un campionato dell'attività, non siamo autonomi in questo, e quindi dobbiamo aspettare sempre la sospensione, che la sospensione venga da un organismo sovraordinato e che la decisione sia ovviamente inattaccabile, e questo è successo. Quindi il nostro deve essere solo un fatto di giocare per divertimento. Il dilettante deve giocare per divertimento. Non dimentichiamo che il professionista deve fare solo quello, allenarsi e giocare. Il dilettante prima deve andare a scuola o in fabbrica o in ufficio e poi va ad allenarsi. Una volta terminato di allenarsi, torna a casa dai propri figli, dalla moglie, dalla fidanzata, dai genitori, con tutto quello che ne consegue. Quindi gioco forza a noi per la responsabilità, per il rispetto, per la prudenza. Gioco forza dovevamo terminare. Abbiamo terminato, ecco, e questa è un'altra cosa che mi sento di anticipare. Sicuramente, e in questo anche l'area nord è tutta d'accordo, noi adotteremo delle soluzioni che facciano il meno male possibile a tutte le società. Insomma, mi sembra di essere abbastanza chiaro quando dico queste robe qua, insomma, senza entrare nello specifico, di aiutare anche in questo le società, insomma, di non fare male. È un caso eccezionale, e a un caso eccezionale devono corrispondere degli interventi straordinari, non c'è niente da fare. Chi sostiene il contrario, secondo me non ha capito niente, perché un'altra frase che si diceva, ma che è vera al 1000, al 10.000%, nulla sarà più come prima. Pensiamoci, nulla sarà più come prima. Grazie Presidente Ruzza. Alfuso, niente sarà come prima, giustamente il Presidente ha ricordato, siamo dilettanti. Chiaro che arrivati ad un certo livello, pensiamo Serie D o addirittura eccellenza, ma anche promozione, la gestione di questi gruppi, di queste squadre, non dico che sia una gestione aziendale, perché sarei troppo, non trovo in questo momento l'aggettivo, ma non corrisponderebbe al vero. Però c'è un impegno abbastanza importante, anche economico se vogliamo. Voi rappresentate una realtà di paese che ha fatto un salto triplo in pochi anni, e immaginiamo che le spese di
4-5 anni fa per gestire un gruppo, una società, non sono le spese che gestite adesso, o è così o non è così? No, quando si parla di costi di gestione di una società, indipendentemente che poi si faccia la terza categoria o la serie D, è tutto rapportato al sacrificio che uno fa, al tempo che serve, alle persone che in determinati casi sono dei volontari, ma in altri invece purtroppo no. Poi man mano che cresci devi pensare come possono diventare un'azienda. Un'azienda cosa fa oggi? Oggi propone il miglior prodotto che è in grado di produrre. Questo cosa significa? Significa cercare allenatori sempre più qualificati, cercare di migliorare le strutture, che ahimè purtroppo la nota dolente è che sono spesso gestite dei comuni, e conseguentemente aumentano i costi, aumentano gli investimenti, e spesso si pensa che il costo che ha una prima squadra sia l'elemento trainante per determinare gli investimenti che uno fa. No, una squadra fa parte, almeno nella mia società, io guardo sempre a casa mia, non guardo a casa degli altri, è uno dei punti sulle quali la società deve ragionare, ma deve ragionare allo stesso modo sugli allenatori che andranno a fare la scuola calcio, il percorso per farla diventare una scuola calcio specializzata, e il settore giovanile, gli investimenti. Ovviamente man mano che cresci, e se hai la fortuna di crescere, devi mettere in conto questa situazione. Prima il Presidente ha detto una cosa bellissima, che è quella che la società di terza categoria fa parte di una filiera, e anch'essa deve rapportarsi a quello che deve essere la Serie A, no? Per cui sembra assurdo, però anche la società di terza categoria dipende in qualche maniera dalle decisioni, da ciò che farà la squadra di Serie A. Mi farebbe piacere che questa filiera lo capissero anche gli amministratori dei comuni dove ci sono le società dilettantistiche, perché ci sono società che hanno la fortuna di poter avere, diciamo, impianti propri, altri invece sono costretti a sostituirsi all'amministrazione. Ecco, il Presidente Ruzza prima diceva bisogna fare delle eccezionalità in questa situazione, perché è una situazione drammatica e comunque eccezionale. Mi auguro che tutto il sistema capisca qual è la difficoltà, e non è solo quella della Federcalcio, delle iscrizioni, no, ci sono altre cose che sembrano di contorno, ma in realtà non lo sono, perché soprattutto in una situazione di sanificazione, di salute, un impianto sportivo ha bisogno dell'intervento anche del proprietario, e il proprietario, me ne voglia Berti, non è sempre solo la società, spesso è il comune, e anche loro devono capire che il gioco del calcio è soprattutto in Italia, ha anche del sociale, ha soprattutto del sociale. Soprattutto del sociale. Società di calcio spesso si sostituisce dove è assente il sociale. Noi, ma non solo io, tutti facciamo del sociale, però lo devono capire anche gli amministratori. E non è una convenzione, un soldo, no, è capire cosa fa una società di calcio, soprattutto in un'emergenza. E soprattutto nei dilettanti, soprattutto nel mondo del dilettantismo, chiaro. Non abbiamo altri moltiplicatori che ci possano risolvere i problemi economici. Oggi come oggi, per una società come la mia, ma penso come tutti, andare da uno sponsor a chiedere se conferma l'investimento dello scorso anno ci vuole del caso, perché ovviamente il 90% delle aziende ha fatto ricorso a degli ammortizzatori sociali, ha fatto ricorso a una cassa integrazione, e spesso ti può anche dire non so neanche se sono aperto domani, perché se non riparte chiudo. Un ristorante non puoi andare a dire ci dai una mano, sei tu che devi dare una mano a loro, creare un qualcosa che possa andare da loro. È chiaro Alfuso, grazie. Torniamo poi per il saluto finale. Berti, lo ha ricordato anche Alfuso, ovviamente lei
anche Alfuso è un imprenditore, ma giustamente lei è un imprenditore che ha investito, che investe da tanti anni, dall'87 addirittura, dall'89 mi sembra, nel Calcio Caldiero Terme. Al di là di quelle che saranno poi le specifiche di natura sanitaria, secondo lei cambierà qualcosa dal punto di vista della gestione economica e imprenditoriale a questo punto anche della società di calcio alla luce di questa emergenza che c'è stata? Guarda, questo sicuramente, e quanto ha detto Alfuso lo condivido pienamente. Tieni presente che noi viviamo una realtà di un piccolo paese dove il 90% delle spese le copriamo noi come azienda, ma il resto dove ci appoggiamo per l'altro 10% sono tutte attività locali, piccole aziende oppure attività con bar e ristoranti che, come diceva benissimo prima, è impensabile chiedere per la prossima stagione un aiuto economico. Addirittura dovremmo noi pensare qualcosa come società per comunque retribuire una visibilità adeguata per quei mesi che hanno perso. Credo che cambierà tutto se andiamo nel mondo dello sport, soprattutto perché ci vogliono delle norme, ci devono essere date per capire con quante realtà e con quante squadre ci possiamo iscrivere. Se parlo della realtà Caldiero, dove abbiamo un indotto di iscrizione di 400 bambini, vedo difficile con tutta una problematica spogliatoi, gestione della doccia, gestione delle squadre, degli allenamenti, che comunque era più di un assembramento durante la stagione scorsa. Dobbiamo sapere un attimo anche su che budget possiamo andare, perché diventa difficile anche gestire un'iscrizione come gli anni scorsi, perché comunque le famiglie, poi si vuole, sono qualcuno in difficoltà e chiaramente non possiamo perdere dei bambini o delle risorse per questa pandemia che ha colpito chi più chi meno tutte le famiglie. Dunque stiamo anche noi pensando con i nostri dirigenti, abbiamo già fatto delle riunioni e non ultima ce l'abbiamo martedì prossimo, per mettere in piedi una serie di situazioni, ma per andare incontro alle famiglie, cercando di crearci meno danni possibili sotto l'aspetto economico, ma per dare un servizio, speriamo, come l'abbiamo fatto negli ultimi anni. Grazie Berti, e chiedo a Lorenzo, in Bundesliga, anche nelle categorie, ovviamente stiamo parlando sempre di professionisti, hanno ripreso, e se lei giocasse in queste categorie oppure avesse la possibilità di rientrare a giocare adesso, lo farebbe, rientrerebbe come a cuor leggero? Ovviamente sono professionisti, devono, perché è il loro lavoro, però da giocatore scenderebbe in campo serenamente o avrebbe qualche timore? Beh, diciamo che far tutto come lo era prima, io penso che sarebbe impossibile, però sinceramente no. Sinceramente in questo momento no, ma anche, come dicevamo prima, un po' per rispetto di tutte le famiglie che hanno passato il virus, tutte le famiglie che sono state in difficoltà. Io la vedevo, c'era sempre la speranza di riprendere, però io personalmente in questo momento non riprenderei. È chiaro, grazie anche per questa testimonianza. Andiamo di nuovo da Tommaso, poi Mario Gennaro e poi giro finale con diciamo saluti e un auspicio per il futuro. Tommaso, da allenatore, sta già preparando, insomma sta già pensando comunque, anche se non c'è una data chiaramente di inizio della nuova stagione, però si sta già proiettando nella nuova stagione con una preparazione, con o è troppo presto ancora? È ancora nella stagione corrente con la testa? Ma è ancora presto, la testa diciamo che non è né la stagione che c'è stata né quella che ci sarà, è un momento difficile, quindi si cerca insomma di essere positivi e di sperare insomma che questa sia una cosa che si risolva al più presto e che con le dovute precauzioni si possa ricominciare, perché insomma il calcio credo che manchi un po' a tutti la normalità poi per uno come me che comunque ha vissuto sempre di calcio anche prima, quindi è una cosa che mi manca molto, però a questo momento, in questo punto diventa difficile pensare al futuro e pensare a cosa sarà. L'augurio è sicuramente quello di riprendere al più presto, che questo virus insomma se ne vada al più presto e che in maniera positiva vivere la stagione prossima con grande entusiasmo e vedere insomma tutti riprendere, non solo gli adulti ma anche i ragazzini, i più piccoli, insomma
cercare insomma di tornare un po' a quello che si faceva prima, che era un po' tutto scontato. Adesso insomma mi fa capire che insomma quello che facevamo prima non era proprio così scontato, era veramente straordinario vedere gente che gioca, cose che prima per noi erano normali, adesso diventano straordinarie. Questo deve essere un insegnamento che insomma giocare a calcio è bellissimo ed è una cosa che ci deve far riflettere. Qual è la cosa che le manca di più? Bah, sicuramente il rapporto umano con i ragazzi, con i giocatori, la sfida della domenica, l'adrenalina del risultato, che poi è sempre una cosa anche di stress, però è uno stress positivo, uno stress che comunque ti rende vivo e ti fa stare bene. Io quest'anno poi era un anno anche positivo, però anche l'anno scorso, che comunque è stato un anno molto difficile, comunque me lo porto come uno degli anni più belli. Cioè, alla fine il calcio, lo sport ti insegna che nelle difficoltà puoi sempre uscirne e puoi sempre raggiungere gli obiettivi. Quindi insomma io ho tanta fiducia e tanta voglia di riprendere, mi auguro veramente che si riprenda il prima possibile. È chiaro che non dobbiamo dimenticarci però che la situazione è abbastanza grave, deve comunque risolversi per poi ripartire in sicurezza. Ecco, questa penso sia la cosa fondamentale, ma io vorrei dare un po' di ottimismo e sperare insomma che le cose si sistemino e si possa riprendere al più presto. Grazie Tommaso Checchi. Mario Gennaro, riattivo il microfono, eccoci qua. Pareri unanimi, insomma, era giusto smettere, lo ha detto, lo ha ripetuto anche lei, anzi ha dato il là lei a questo pensiero. È chiaro che insomma nei confronti dei suoi associati lei è molto amato, perché vediamo anche messaggi, eravamo venuti a trovarla anche in sede al Bentegodi, c'è veramente attaccamento a questa classe arbitrale. Ogni anno proponete diversi corsi di formazione, ricordiamo che gli arbitri, c'è sempre bisogno di arbitri, facciamo un appello, no, anche a un reclutamento di giovani, perché senza gli arbitri, ricordiamoci, non si gioca. Quindi voi puntualmente ogni anno fate anche delle campagne mirate per coinvolgere i giovani, vero? Sì, andiamo in giro per le scuole, facciamo tanta pubblicità sia sulla televisione che allo stadio, portiamo sempre delle innovazioni per poter recuperare alcuni reclutamento di qualche... facciamo 3 corsi, dai 2 a 3 corsi all'anno per reclutare, perché partono dalla base che in sezione da noi, che sono a livello provinciale, per poi andare a livello regionale e poi fanno la scalata dalla CAI alla CAND, alla CAMPRO e Serie B e Serie A, insomma. E ricordiamo che c'è Peretti, un vostro tesserato, che è in Champions League, Europa League come assistente di linea, no? Certo, Giorgio è la nostra punta di diamante, in quanto è internazionale nel 2019. Si spera sempre che gli diano partite sempre al top. Ha fatto un bel campionato anche quest'anno e si spera insomma che prosegua. Ma ne sono più che convinto, perché ha una determinazione e una voglia di fare però volevo dire che ci manca tanto l'associazione nostra, poter partecipare, perché di lì si ha il contatto visivo di tutti e si tasta il polso di ogni ragazzo, perché abbiamo ragazzi dai 15 anni che arrivano fino a 80-85 anni, che sono sempre ragazzi. Grazie Gennaro. È il nostro input della nostra associazione. Allora, siamo verso le battute finali, ovviamente vi ringrazio per questa vostra simpatia e questa sensibilità anche dimostrata. Chiudiamo con un giro di saluti finali, un augurio, un auspicio, un pensiero libero, e partiamo ovviamente dal presidente Ruzza, che ricordiamo che domani ha questo appuntamento con il Consiglio di Lega, che sarà importante per capire cosa succederà del campionato 2019-2020 e
speriamo che a breve si sappia anche come impostare poi la stagione prossima. Sì, io credo che l'unico lato positivo che ha questa situazione terribile, disastrosa, può avere il beneficio di ripartire da zero e quindi anche per noi del comitato regionale stiamo analizzando tutte le collaborazioni e quindi dobbiamo assolutamente intervenire per raschiare il barile. Sono d'accordo col presidente Alfuso quando dice che le richieste delle nostre società che non hanno un euro di debito nei confronti della federazione, le società del Veneto non hanno un euro di debito e quindi le richieste delle nostre società non devono mai essere considerate una richiesta di elemosina o una richiesta di questua, è il far valere un diritto sacrosanto per il valore che hanno nei confronti dei nostri giovani, cioè per crescere i nostri giovani. E quindi sicuramente sono d'accordo col presidente Alfuso. Volevo concludere ricordando che le nostre società, che sono bravissime sotto l'aspetto anche economico, hanno in questo periodo si sono prodigati in mille modi nell'aiutare chi aveva bisogno, tutte le nostre società. Conosco in particolare quello che ha fatto il Caldiero, perché non me ne vuole nessuno, ma con il presidente Berti c'è un rapporto di amicizia datato e quindi mi rende sempre dotto così, ma non è l'unico il Caldiero, tutte le nostre società, per dire i dilettanti, noi siamo dilettanti perché giochiamo per divertimento, come resto abbiamo tante cose da insegnare a tutti. Grazie Presidente, grazie mille per questo suo ulteriore contributo. Alfuso, come passerà questa notte? Riuscirà a dormire questa notte? Sì. Dormirò tranquillo. Io adesso è chiaro che si attende una lieta notizia, però il fatto di sapere che nella mia società non ho avuto persone che sono morte, non ho avuto perdite di genitore da parte dei miei ragazzi, sono le vere vittorie del campionato, perché credo noi abbiamo affrontato una guerra e sono contento per la gente di Pescantina. Chi mi conosce lo sa, io sono innamorato del mio paese e un domani che smetterò di fare il presidente a Pescantina non lo farò più da nessun'altra parte. Per cui questa è già una vittoria del campionato. Vedere tutte le persone, i membri del direttivo, e credetemi anche persone che hanno una certa età, che stanno bene, è stata una bellissima notizia. Se domani arriva la notizia tanto attesa, allora troveremo il modo di pensare ad organizzare una festa quando si potrà. Anche perché sarebbe un po' un record, insomma, 4 promozioni in 4 anni, insomma, non penso che ci siano tante società diciamo che possono vantare un record, un filotto simile, e i complimenti vanno anche al Caldiero, che ricordiamo l'anno scorso è arrivato in finale di Coppa Italia, purtroppo perso in una partita tra l'altro un po' rocambolesca contro il Casarano, ma tanto di cappello, perché insomma essere arrivati fin lì, immagino, vero Berti, è stata una cavalcata trionfale, è mancata la ciliegina, però che soddisfazione. Diciamo che ci hanno tolto delle soddisfazioni e posso pensare a quello che sta provando in questi momenti Alfuso, che gli auguro il più bel augurio possibile perché possa essere promosso nell'eccellenza, che è un campionato importante, ma che ritengo che abbiano le doti e l'abilità per venire fuori tranquillamente anche in questo campionato. È stata, diciamo che l'abbiamo quest'anno sui nostri social e anche tra giocatori. In questo periodo di quarantena ci siamo scambiati diversi messaggi, andavamo a rivivere un po' la stagione dell'anno scorso, che non è stata solo la finale col Casarano, ma anche la vittoria contro il Mestre e, diciamo, e aver avuto accesso alla Serie D, che per noi è un'eccellenza, perché in realtà Caldiero non è arrivato a questi livelli. Dunque l'abbiamo un po' ricordato con un po' di rammarico, che sembra che siano passati tanti anni, anche se naturalmente è stato solo l'anno scorso. Sono ricordi indelebili che auguro a tutti i presidenti e a tutte le persone presenti di poterli vivere nella sua carriera sportiva, perché in realtà magari non li vivi e non li gusti
l'immediato, ma che comunque rimangono e che possono garantire e dar gioia e lustro anche negli anni seguenti. Chiudo augurando a tutti e collegandomi un attimo a quanto detto dai colleghi precedenti, che la più bella vittoria è non avere anche noi nel nostro interno sia sportivo che aziendale e paesano dei casi di Covid molto gravi. Naturalmente come società sportiva non ne abbiamo avuti neanche noi, e questa, oltre alla salvezza che abbiamo guadagnato sul campo, è una vittoria, quasi uno scudetto, essere usciti da questa pandemia e da questa grave problematica salutare con questo risultato. Grazie a tutti, vi auguro un bocca al lupo per la prossima stagione, sperando che inizi in maniera più stretta possibile. Facciamo magari fare un saluto anche a Lorenzo Zerbato, insomma, un auspicio, un augurio per il futuro. L'anno scorso, che stagione era stata? L'anno scorso era a Caldiero, no? Insomma, ho fatto la mia miglior stagione probabilmente della mia carriera, così ho fatto 14 gol, mancavano 11 partite, quindi insomma un po' di rammarico c'è per non aver affrontato quelle ultime 11 partite, però insomma direi che sono più che soddisfatto sia per il mio rendimento che quello della squadra, insomma, quindi anch'io approfitto per salutare tutti, fare un bocca al lupo al Pescantina o a amici che giocano in quella squadra, e quindi insomma speriamo che vada bene e di riprendere il prima possibile. Grazie a Lorenzo Zerbato. Tommaso, e poi facciamo chiudere al presidente Gennaro. Tommaso Chiecchi. No, niente, io faccio solo un saluto a tutti, nel senso che spero insomma di ritrovarci tutti nei campi a breve, perché insomma la voglia è tanta. E niente, un saluto anche a tutti i miei collaboratori, a tutte le persone di Sant'Ambrogio, insomma, che comunque hanno visto la squadra fare molto bene e che ad un certo punto insomma non sono più riusciti insomma a vedere la fine insomma di un campionato che stiamo facendo molto bene. Quindi niente, questo un saluto a tutti i ragazzi, a tutti quelli che praticano sport, sperando che si rientri più presto, e basta, insomma, un saluto a tutti, ai presidenti, augurandoli insomma di riprendere, perché insomma credo che il calcio sia fondamentale per tutti, dai ragazzini fino agli adulti, fino ad arrivare agli amatori. Quindi il mio augurio è quello che si riprenda veramente al più presto e che si possa insomma soffrire e gioire tutti quanti. Grazie a Tommaso Chiecchi. Gennaro, chiudiamo. Niente, un grosso bocca al lupo a tutti per i vostri campionati. Speriamo di ricominciare, perché è l'auspicio di tutti. Noi abbiamo avuto invece un decesso di un papà, di un arbitro nella nostra sezione. Un'altra cosa che volevo dire, noi come arbitri abbiamo devoluto all'azienda ospedaliera, visto che non si faceva la cena di fine anno, abbiamo devoluto all'azienda ospedaliera di Verona. Un grosso in bocca al lupo a tutti e grazie a tutti voi. Grazie Mario Gennaro, ha fatto bene a ricordare questa cosa, cioè una cifra attorno ai 3.000 euro, se non sbaglio, che era stata comunicata, però insomma avete fatto un gesto molto importante. Abbiamo chiuso formalmente questa puntata. Ovviamente, Presidente Ruzza, c'è tanta attesa, domani sapremo il verdetto e domani sapremo se a Pescantina ci sarà diciamo grande festa. Grazie mille allora ai nostri ospiti, a Giuseppe Ruzza, Presidente del Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, a Mario Gennaro, Presidente dell'Associazione Arbitri Verona, a Lucio Alfuso, Presidente del Pescantina Settimo, Filippo Berti, Presidente del Calcio Caldiero Terme, e Lorenzo Zerbato, giocatore del Caldiero, Tommaso Chiecchi, allenatore dell'Ambrosiana, e Mario Gennaro, appunto l'abbiamo già salutato prima, e ricordo con piacere anche il Caldiero, perché posso affermare che 3 anni ho giocato anch'io a Caldiero a fine anni 90, e qualche soddisfazione con i colori
giallo-verdi me le sono tolte anch'io, quindi mi faceva piacere in conclusione condividere anche con il presidente Berti questo ricordo. Ruzza, mi chiedevano una domanda, però non so se può rispondere. Se i giovani fuori quota saranno riconfermate, per i giovani fuori quota saranno riconfermate le annate stagione 19-20. Non so. Domanda giusta e giustificata. Ne stiamo parlando. Ok, perfetto. Quindi a Daniele Reichenbach rispondiamo che ne state parlando. Grazie, in bocca al lupo, buon rientro e grazie mille per la vostra collaborazione. Ciao. Bocca al lupo. Saluti. Ciao a tutti. Ciao Filippo.